Daniele Marcassa, sandonatese, conduttore, giramondo appassionato. Tra poco ripartirà la nuova stagione della Zanzega su Antenna 3. Tanti i territori del nord-est italiano che girerai. Come inizierà questa prima puntata, Lele? Aspetta che come sono? A posto? A postissimo. Brutto come sempre? Come sempre. Sono contento di questa opportunità che mi dai, caro Cristiano. Una nuova edizione, tutta nuova, tutto cambiato, non più in studio, ma sarà una trasmissione itinerante. Tra virgolette colpiremo gran parte del Veneto, parte del Friuli Venezia Giulia, parte del Trentino Alto Adige, quindi sarà un viaggio tra lagune, colline, monti, mari, pianure, sempre con un tocco di leggerezza, insomma, che ci contraddistingue. Una puntata tra l'altro poi dedicata al tuo Basso Piave. Sì, finalmente dopo anni sono riuscito a mettere d'accordo le amministrazioni della terra dove sono nato, perché ci tenevo, insomma, casa mia è sempre casa mia, per cui poter raccontare le aree dove io sono nato e cresciuto insieme poi peraltro anche al buon Ivo Gallo mi ha riempito solo di piacere e orgoglio. Sarà un viaggio in singolo o avrai dei compagni durante queste 20 puntate? Ricordiamo, saranno 20 le puntate in tutto che si potranno vedere. Ricordiamo anche gli orari, Lele? Allora, iniziamo giovedì 28 novembre sino a Pasqua fondamentalmente, quindi 20 puntate, camminando, attraversando le aree che ti ho appena descritto, e con me ci sarà sempre la chitarra di Ivo Gallo, insomma anche lui basso piavense doc. Insomma, un viaggio all'interno della natura, enogastronomia, turismo, di tutto e di più. Sì, ci sono delle parentesi dedicate appunto ai prodotti delle zone delle zone che visitiamo, e quindi enogastronomia, agricoltura, però insomma il cuore della trasmissione ha l'obiettivo di promuovere il turismo di prossimità, cioè uno che abita, che ne so, a Meolo, in provincia di Venezia, può raggiungere la Lessinia e godersi in 1 o 2 giorni panorami, storie e culture che magari sembrano così lontane, in realtà sono 200 km. L'obiettivo è proprio quello, promuovere il turismo di prossimità, aprendo qualche finestra su cose che sono un po' meno conosciute, insomma, da noi, dall'uomo della strada, ecco. Tutto questo quindi prestissimo, la Zanzega ritorna su Antenna 3.